James Rodriguez, Simeone alla Juventus, cioè oddio con Orbita Lazio, mettiamo pure questo. Il Napoli che ritorna sui suoi passi, quel treno per Yucatán, come diceva Carlo Albino. Signori, e qui c'è da parlare, perché secondo me stiamo facendo tante di quelle stronzate in questo momento che sono allucinanti. Comunque l'agilità non è più quella di una volta. Detto questo, giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis, anzi ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Se sentite un rumore di sottofondo è il condizionatore, perché Caddinda si muore dal caldo qui dentro, sembra di essere all'inferno, è una cosa allucinante, io non riesco a concepire il perché. Detto questo, partiamo subito. Allora, non partiamo subito, perché io voglio il tasto like e il commento per queste notizie di calciomercato che sono molto molto importanti. Allora, detto questo, like, commenti in descrizione, gruppo Telegram, oramai già sapete tutto, già lo sapete. Quindi non mi dilungo perché siamo già a 1 minuto e 20 e quindi iniziamo a parlare di questo benedetto ritorno di fiamma del Napoli per James Rodriguez. Sembra di vedere una puntata di Beautiful. Rich che va con quell'altra che ritorna con quell'altra, poi riva con l'ex marito, ma poi ritorna dal marito, ma poi si riprende il marito di quell'altra e poi ritorna da lui. Cioè, un casino esagerato. Comunque, James Rodriguez è svincolato e secondo Sport Mediaset il giocatore si sarebbe proposto addirittura al Napoli. Io sinceramente, a parte stronzata, sinceramente un giocatore che ormai, che il suo valore secondo me non l'ha mai dimostrato, fece quel mondiale lì, poi andò al Real Madrid, non è che fece chissà che, Chi dice che James Rodriguez è un grandissimo giocatore, secondo me i grandi calciatori non l'hanno mai visto giocare. Addirittura ho letto qualcuno che ha detto un talento cristallino. Ragazzi, per l'amor di Dio, forte quanto vi pare, ma se io mi devo andare a prendere James Rodriguez, e io a questo punto mi tengo Gaetano, abbiate il rispetto, ma un giocatore vecchio, 33 anni, ma poi mi dici, a parte un parametro zero perché è svincolato se non erro, quindi dovresti pagare pure le commissioni alla gente, no? Perché poi dobbiamo dire pure quello. Cioè, a volte uno dice prendiamo i parametri zero, paghi più di commissioni al procuratore che non il giocatore stesso. Cioè, rendiamoci conto in che mondo si vive oggi. Il calcio è questo qui, ragazzi, il calcio oggi è questo. Comunque, a parte questo, a me non mi fa impazzire James Rodriguez. Già ai tempi che Alvino fece quel post, quel treno per Yucatán sta arrivando, lasciamo perdere. Sinceramente questo ritorno di fiamma non mi convince, anzi non mi ha mai convinto, come già detto. Però il Napoli, come questo grande acquisto da 90, come vi ho detto nel video delle ore 15, andatevelo a recuperare, dovrebbe essere un centrocampista. Io la butto lì. Ma tu vuoi che il Napoli veramente, se riesce a vendere Osimhen, prende Lukaku e poi si via pure Koopmeiners, tu vuoi vedere che va a finire così? Staremo a vedere. Chi vivrà vedrà, diciamo così. Allora, poi Simeone Juventus. Sì, perché nelle ultime ore si è parlato di Simeone come possibile vice Vlahovic per la prossima stagione. I rapporti con Giuntoli sono buonissimi, scusatemi, lo sappiamo. Però su Simeone c'è anche la Lazio, che però secondo alcuni giornalisti la Lazio non sarebbe del tutto interessata al giocatore per il costo elevato, vabbè, 20 milioni, diciamo le cose come stanno. Il Napoli chiede dai 15 ai 20 milioni per Simeone, che visto la passata stagione, se ti danno 20 milioni dovresti baciare in terra, vista la passata stagione che ha fatto uno gol in tutte le competizioni, quindi rendiamoci conto. Quindi, cari miei, se ci danno questi 20 milioni baciamo in terra e prendiamoci questi soldi. Questione Osimhen, anzi un attimo, perché c'è pure questa trattativa con la Lazio che poi non sembrerebbe voler affondare in colpo la Lazio.
La Lazio c'è sul giocatore, c'è da tanti mesi la Lazio sul giocatore, questo lo sappiamo. L'idea di Juventus come nasce? La Juventus ha dato via Milik, se non sbaglio, in attacco c'ha un po' il braccino corto, quindi cosa vorrebbe fare Giuntoli? Andarsi a prendere il suo pupillo che era Simeone, va bene? Andandosi a prendere i rapporti con De Laurentiis sono quelli che sono, quindi secondo me non è che ci potremmo mettere Chiesa in mezzo, no, per sapere. Io la butto lì, non è che potremmo trattare Chiesa, ma se volete Chiesa si sta per sposare qui a Grosseto, se non è, anzi forse già si è sposato a Grosseto, se me lo dicevate, andavo un attimo là in piazza Grosseto e diceva Fede, ma perché non vieni a Napoli, che te ne ha fatto a Torino? A Torino è brutta, sta a nebbia, vieni a Napoli, sto solo, malo, mandolino, capite, no? Ma a parte le stronzate ragazzi, Torino è bella, non vi preoccupate, potete a Torino, Torino è veramente una bella città. A parte questo, parliamo un attimo di Simeone, stavo dicendo, parliamo un attimo di Simeone, ma ne abbiamo appena... Quando io vi dico che io vado a memoria, e te che ho la memoria di merda, è questo, è questo. Comunque, a parte le cavolate, parliamo un attimo di Osimhen, perché la questione Osimhen rischia di essere spinosa, come già vi ho detto nel video delle ore 15, rischia di essere veramente pericolosa proprio per il calciomercato del Napoli. Ma se io mi metto un po' indietro, guarda, per Gesù Cristo si apre il fascio di luce dietro, incredibile, non me ne accorto, guarda, il fascio di luce, oh. Vabbè, parte le cavolate. Questa cosa di Osimhen, e attenzione perché Victor sul tavolo ha ben due proposte. Una è quello del Paris Saint-Germain, ma se il Paris Saint-Germain non riesce a vendere almeno due giocatori che ha lì davanti, ti puoi chiamare anche Paris Saint-Germain, ma se non hai i soldi potresti avere anche il proprietario il presidente con più soldi al mondo, ma se non dai via i giocatori non puoi acquistare perché ci sono delle regole. Vabbè. Che succede? Il Paris Saint-Germain non vuole cacciare questi soldi. Allora cosa hanno pensato loro? Io ti do 90 milioni e ti do un giocatore. No, De Laurentiis ha detto no, fermi tutti, io voglio i 130 milioni, se non arriviamo a 130 almeno arriviamo a 120. Ci possiamo sedere. Il Paris Saint-Germain non vuole andare oltre i 90 milioni. Ma ragazzi, il Napoli non può svendere così tanti giocatori. Io ho capito che dobbiamo vendere per comprare Lukaku, per andare a prendere altri giocatori, e io ho capito tutto. L'ingaggio di Osimhen è altissimo, troppo alto per le casse del Napoli, visto che poi c'è anche Antonio Conte che prende 6-8 milioni, ma non mi ricordo a stagione, uno degli allenatori più pagati della Serie A. E quindi ragazzi, il Napoli deve riuscire a vendere Osimhen, ma lo deve riuscire a vendere subito Osimhen, non fra 2 settimane, ora, subito. Per Castel di Sangro è stato convocato Victor, quindi ci sarà anche nel secondo ritiro, e questa è la cosa che mi preoccupa, il secondo ritiro con il Napoli, va bene? La seconda opzione di cui vi parlavo resta la pista Arabia Saudita, ma il giocatore non vuole andare in Arabia, come non vuole andare anche Lindstorm, che nei giorni scorsi nell'ultimo allenamento a Di Maro gli è stato fatto un applauso generale da parte di tutti i giocatori del Napoli e tutti quanti hanno detto ha firmato per l'Everton, se non sbaglio, o il Brighton o l'Everton, ma non mi ricordo di preciso, ha firmato perché tutti quanti lo stanno applaudendo, e invece no, Lindstorm è sempre qui ragazzi, Lindstorm non ha ancora accettato nessuna offerta. Questa è una cosa che deve far riflettere. Manna si deve sbrigare perché il Napoli non può più attendere, Conte non può più attendere. Se Osimhen andrà via, il Napoli l'alternativa ce l'ha ed è quella di Lukaku, però io sinceramente già ve l'ho detto. Dovbyk, che molti mi avevate, ma Dovbyk perché no? Dovbyk ufficiale all'Atletico Madrid, e questa è l'operazione che potrebbe non includere più Kolo Muani all'Atletico Madrid, e quindi il Paris Saint-Germain non prende i soldi di Kolo Muani e di Ramos, e il Paris Saint-Germain non può venirsi a prendere Victor Osimhen. Va bene? Ci siamo capite dove voglio andare a parare io? È una cosa critica, voglio, questa del calciomercato del Napoli. Comunque, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e voi, sinceramente, Simeone per 20 milioni lo cedereste? Ciao a you!